Lui è Giovanni, ha 35 anni, viene da San Giuseppe Jato ed è in cerca dell'anima gemella della donna ideale che fino ad oggi purtroppo non ha potuto ancora incontrare. Ciao Giovanni. Ciao. Allora Giovanni, da quanto tempo è che sei single? Già passato che sono così. Tipo? Tipo 2 anni, 3 anni. 3 anni. Cioè in 3 anni nessuna ragazza Sì, hai potuto no, contattare? nessuno lo posso capire ancora una ragazza. E come mai Giovanni? Perché qua la ragazza, qua a San Giuseppe non ce n'è picca, non ce n'è niente. Ce ne sono poche. Sì, ci sono tutte, non ce n'è povera. Esatto. E non hai pensato magari di trasferirti in qualche altra città, in qualche altro paese, magari per cercare una donna? Ma insomma, cioè non da quando sono una famiglia, perché mia madre non vuole che ti stare troppo lontano, Esatto. perché mia madre non vuole stare troppo lontano. Certo. Cioè, in Palermo ci sono le femmine, solo in Palermo non ci posso andare perché mia madre non vuole andare in Palermo. Esatto. Quindi l'unica speranza siamo noi di Stranamuro Siciliano per trovarti magari un'anima gemella, una donna. Sì, una bella donna, una bella simpatica, belle cose. Vabbè, parliamo allora di questa donna che noi andiamo cercando. A che genere di donna siamo interessati? Cioè, parlami dei tuoi gusti per quanto riguarda donne. Come ti piacerebbe la donna? A me quelle gatto. Come? Troppo auto, sicca, quanto è me? Cioè, parliamo del fisico, giusto? Sì. La donna come ti piace fisicamente? Come deve essere praticamente? Bella. Ti deve attrarre, va? Ecco. Deve essere una bella donna. Ecco. Simpatica. Una bonazza, diciamo, Sì. Me ne troppo essere troppo grossonedda. Cioè, ti piace formosa? Sì. La vuoi formosa? Sì. Ma la zona che ti piace di una donna qual è? Generalmente che cosa che guardi? Quello è troppo. Aspetta, quello è troppo giusto. Non tanto grosso proprio. Cioè, deve essere forma normale. Sì. Che ti deve attrarre a colpo d'occhio. Sì, Giusto? giusto. Poi capelli troppo biondi. Cioè, ti piace la donna bionda? Sì, mi piace bella bionda, che solo essere quanto è l'età quanto è me. Tu quanto sei alto? Io 2 metri. 2 metri. Sei alto. Sì. Quindi la donna dovrebbe essere teoricamente Sì, quanto è me la misura? 2 metri. 2 metri pure. Sì. Se 1,80 m l'accetti? Sì. Pure lo stesso. No, Anche 10 centimetri in meno? Sì, ma lo stesso ancora. Esatto. Cioè, questo è pure buono per me. Tu sei alto 2 metri e quanto pesi? Io ho 60 kg. Sei alto 2 metri e pesi 60 kg. Sì. E la donna quanto dovrebbe pesare su per giù? Lo so, pensa la donna. Su per giù, dico, se ne viene qualcuna robustina in carne l'accetti lo stesso? Vabbè, che 40. 40 è magra. No, vabbè, quanto posso dire? 50. 50 penso che è sempre magra. Cioè per essere robustina magari dovrebbe essere 80-90 kg. Vabbè, sì. L'accetti lo stesso. Sì, Anche perché a tempo di fame si prende tutto. Sì. Esatto. Vabbè, parlaci un po' di te, Giovanni. E per me. Cioè che tipo sei, gli amici come ti descrivono? No, cosa ti piace fare nella vita? No, gli amici sono. Non ce l'ho tanti amici. C'è giochi a caccetto. Gioco con un po' con i miei amici, giocavo a caccetto, passiamo un tempo a giocare a pallone. Caratterialmente, come sei caratterialmente? Che tipo di carattere hai? Anche tanto per farti conoscere in più da queste telespettatrici che ti stanno guardando. No, ogni tanto mi piace, c'è ora stiamo cominciando a fare, c'è travaglio, un momento perché c'è dure lavorare il cantiere. Esatto. E ogni tanto mi chiamano a lavorare, andiamo a travagliare. A proposito di lavoro, tu lavori? Sì, come tanto ora da lavorare. Che lavoro fai? In maratura, stanno scassando tutta le maruna, stiamo scassando tutte le maruna e tutte queste le cose. Sei motorizzato, la macchina ce l'hai? No, io come la macchina non ce l'ho perché Il motore neanche? no, a piede proprio sono. A piedi?
Sì, perché manca non c'ho, la patente non ce l'ho, manca non ce l'ho. Cioè, questo... Cioè non hai pensato mai magari di comprarti una bici e andare a spasso con la bici? Sì, le biciclette sì. La bicicletta ce l'ho, ma... E quindi ci vai a spasso con la bici? Sì, ma non è che cercano sempre la bicicletta, c'è un po' da camminare a piedi, perché ce n'ho sono tutto le Anche se è meglio camminare a piedi perché no, si fa... perché sono tutte le giornate che le picciottette che morire con la bicicletta, Certo. ma le biciclette sono troppo pericolose. Certo. Ma anche se bicicletta, se motori sono pericolose. Meglio a piedi. Sì, ma a piedi e miedi, anzi cammino a piedi. Vabbè, ma qualcuno pure se n'è andato all'altro mondo a piedi. Sì, Per cui quando deve succedere, succede. anzi informo camminando, come andare a correre, questo ne... Va bene Giovanni, tu hai 35 anni, giusto? 35 Questa donna da che età dovrebbe partire per andare a finire? 35 anni, peggio. Per andare a finire? 38, 108. Quindi dai 35 ai 38. sì. Sì. Se ne viene una di 39 non te la prendi? Sì, O ne viene una di 34? sì, ma prendo pure. Te la prendi lo stesso? Sì, lo Quindi stesso mi prendo. partiamo ancora meno? Sì, Facciamo dai 30? ma per lo stesso, Anche 25 volendo. Eh. Fino ad arrivare a un massimo di... Ma 45 lo stesso. 45. Però se ne viene una di 50 te la prende lo stesso. Sì, Come ripeto, a tempo di fame si prende tutto. sì, sì. Va bene. Amiche telespettatrici, sto parlando io con donne che partono dai 25 e arrivano massimo a 50 anni. Giovanni è qui, è un bravo ragazzo, ha 35 anni e sta cercando l'anima gemella, la donna ideale. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente, come possono fare Giovanni? Ti chiamano al tuo cellulare? Sì, ma puoi chiamarlo anche il cellulare. Perfetto, allora chiamano al suo cellulare che state vedendo sotto nella descrizione del video. Quello è il cellulare di Giovanni, chiamate lì e lui risponderà. Allora Giovanni, in questo momento ci sono queste donne che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Sì. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, puoi dire la qualunque cosa, vai. E che devo dire? Telefonati, questo cellulare, questo io ti posso rispondere e così potremmo parlare il cellulare chiamami di telefonino, bacia a tutti, ciao. Perfetto. Arrivederci. Perfetto, ha detto tutto, per cui amiche telespettatrici, se volete conoscere Giovanni, chiamatelo al numero di cellulare. Per i cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Ciao. Giovanni. Ciao ciao. Ciao Giovanni.